Amici della pallina vulcanizzata, ben collegati in diretta con il Paralido di Valdagno, giornata numero 10 del massimo campionato di A1 di hockey pista, e stasera va in scena una partita che sta sempre per conto suo nel calendario dei campionati di A1. È il derby tra l'Hockey Valdagno 1938, padrone di casa, e lo Stemma Bassano Hockey 54, che scende questa sera, anzi sale, se vogliamo dirla tutta, qui al Paralido a cercare fortuna. Il 76esimo incontro tra Valdagno e Bassano, il 21 vittorie Valdagno, 6 pareggi, 11 vittorie Bassano, agli ordini dei signori Simone Brambilla di Agrate Brianza e Andrea Davoli di Modena. Il derby è già cominciato tra le tifoserie, folta la rappresentanza bassanese a rispondere la curva nord del Valdagno, bella carica e uno striscione che la dice tutta per l'onore della maglia e per l'orgoglio di chi la ama. Dovrà giocare così il Valdagno di Juan Eduardo Oviedo questa sera. Andiamo a vedere le formazioni in campo per l'Hockey Bassano. Con il numero 4 Edoardo Pilati, il 7 Mattia Baggio, l'8 Davide Piroli, il Piro, il numero 9 Rock Lisa, il 13 Andrea Poli, il 23 Alessandro Toniolo, il 28 il portiere titolare Davide Pertegato, la sua riserva il numero 30 Davide Merlo, il 37 il capitano Victor Crespo Oliva, con il 75 il vice capitano Cesar Cardanedro, allenatore un altro degli ex di turno, allenato qui qualche stagione fa, è il Gaetano Marozin a rispondere dall'altra parte. Il Valdagno Hockey 1938, in porta il numero 10 Bruno Sgaria, il 3 Andrea Brendolini, il 4 Marche Paglieres, il 7 Gaston Toncideoro, il 9 Eric Torner, il 21 Alessandro Burtini, il 22 André Centeno, il 29 il vice capitano Mattia Cocco, il 77 Alex Zordan, il 26 l'altro portiere Andrea Bigarella. L'allenatore Juan Eduardo Oviedo. È assente qui in tribuna con noi Dario Jimenez per il cartellino rosso rimediato nell'ultimo pareggio del Valdagno in quel di Follonica per 3-3. A volte le auto di lusso possono giocare bruttissimi scherzi ai giocatori valdagnesi. Andiamo a vedere come si schierano in campo le due formazioni. Cominciamo naturalmente dagli ospiti. In porta a difendere la gabbia Davide Pertegato, poi Davide Piroli, un altro degli ex di turno. Piroli che non è al 100% della forma per un fastidioso problema alla cuffia dei rotatori del suo braccio destro. Con il 9, dicevamo prima, Rock Lisa, il 37 Crespo, il 75 Castanedo. Cesar Castanedo, c'è già intanto il primo fallo di squadra fischiato contro Bassano. Risponde Valdagno con Bruno Sgaria tra i pali, Enrique Torner e Mattia Coccoli dietro, davanti massima velocità per Oviedo con Gaston Toncideoro dentro dal primo minuto, e il numero 22 il portoghese passaporto angolano, capitano della nazionale del paese africano, Andrés Centeno. Andiamo Castanedo intanto a recuperare pallina, a far ripartire i suoi. Andiamo in diretta con Davide Piroli che si muove, prova ad accentrarsi, poi si allarga Piroli, c'è spazio per lui, lo ferma come può lì Torner, accelerato bene il Piro. Dicevamo un Valdagno che arriva da un pareggio in quel di Follonica, un Valdagno affetto un po' da pareggite quest'anno, una vittoria e 5 pareggi per la formazione di Oviedo. Ci prova Crespo, non va. Tra l'altro stasera il Bassano in un'inedita tenuta verde acido con pantaloncino nero, tradizionali calzettoni giallo-rossi. Valdagno nella sua consueta tenuta bianco-azzurra. Vediamo un po', se ne sono andati i primi 2 minuti di questo primo tempo, formazioni ancora sullo 0-0, il conto dei falli di squadra invece è sull'1-1. Ancora Piroli a manovrare palla, ci prova Crespo, la finta, prova ad accentrarsi, arriva una pallina dalle parti di Rock Lisa a mezza altezza, non riesce la spizzata lo spagnolo. È una formazione bassanese che ha tutti e tre gli stranieri di nazionalità spagnola.
giusto per cavare qualche castagna dal fuoco al telecronista. Le riprese sono come sempre di Studio 7 HD.com con Roberto Bauci alla telecamera, la regia di Marco Zene, la voce è quella del vostro Domenico Tomba e vicino a me a darmi una mano con le statistiche e quant'altro Luca Crestani. Tanto Cocco che scambia con Torner che va retroporta, la lascia lì per Centeno. Ancora Centeno che riesce a girarsi ma non trova lo specchio della porta, sigilla il suo palo Pertegato. Pertegato un altro degli ex di turno, talento cresciuto nei vivai della formazione di casa e poi è emigrato adesso in quelle di Bassano del Grappa. Ancora Davide Piroli per Candanedo, Cesar Candanedo. Ancora Piroli largo, prova a centrarsi lui, c'è Mattia Cocco, l'ex che lo va a bloccare. Ancora Piroli, prova lui. Scadono i 45 secondi. Pallina che torna nelle stecche del Valdagno, primi 3 minuti a ritmi assolutamente accademici tra le due formazioni. Cesar Candanedo che va a pressare su Torner, poi c'è Crespo in avanti che tiene Centeno, vediamo un po'. Ancora Torner, riesce ad andare via Torner, la mette lì, il Tonci non riesce a girarsi, prova a ripartire proprio Piroli, pallina che esce. Sarà da ribattere secondo il signor Davoli, Andrea Davoli di Modena e Simone Brambilla di Agrate Brianza a gestire questo derby che ha già la sua cornice di pubblico. Quest'anno la curva più affollata, curva dei tifosi più affollata è quella del Bassano. Dall'altra parte la Nord bella piena, attenzione Cocco! Ci prova lì, lo stoppa col gambale, riparte Roclisa. Ancora Bassano Candanedo, va largo, retroporta, c'è Centeno che lo stoppa. La stecca lunga, poi alza la testa André. Chiama lo schema, fa girare i suoi, ancora il Tonci. Tonci De Oro, l'altro argentino, uno degli argentini. Ancora il Tonci De Oro, attenzione. Riparte Cocco, si accentra, deve scaricare, tutto chiuso lì davanti, difende bene Bassano, non pressa molto alto, non si scopre tanto. Roclisa, pallina che fa la barba al palo alla sinistra di Pertegato sul tiro di Torner. C'è la spinta di Centeno, la mima Brambilla. Palla che torna nelle stecche del Bassano con Vittor Crespo Oliva che parte retroporta, finta di lasciarla lì, poi riscarica su Candanedo. Candanedo serie di finte, si accentra, trova il guantone di Sgaria di no, Tonci De Oro fa tutto lui, poi va giù, tutto regolare, riparte ancora Crespo. Candanedo fermato al momento del tiro in maniera regolare proprio da Tonci De Oro. Deve ripartire Valdagno, vediamo se i ritmi si alzano. Finora formazioni che giocano molto coperte, scadono i 10 secondi. La ripartenza nelle stecche del Bassano, Piroli ancora per Crespo, Candanedo giocano un po' a tre, uno degli schemi preferiti del Gaetano Marozini, il coach bassanese. La giochiamo a tre, poi andiamo dentro, giocava così anche Valdagno a suo tempo. Ancora Centeno, altro ottimo intervento in difesa, gran palla dentro il palo clamoroso qui, gran palla di attenzione lì, è andato giù secco Tonci De Oro, ci sarà probabilmente un cartellino blu, vediamo un po'.
Ecco lì, mette la mano in tasca a Davolo, glielo sventola sul muso. Cartellino blu dunque per Davide Piroli, reo di aver stoppato la ripartenza del Tonci, che si incarica anche della battuta. A gran voce Dario Jimenez qui a incitare il compagno di squadra. (19-11) da giocare. Valdagno ha una opportunità. Naturalmente punteggio ancora fissato sullo 0-0 dopo i primi 5,50 di gioco. Ancora qualche momento qui, Scuola Oviedo per distrarre un po' l'attaccante, il mestiere di Davide Pertegato. Buon vecchio Pertega, attenzione, vediamo un po'. Tutto pronto, c'è Davoli a gestire. Può partire Tonci De Oro. La finta del Tonci, doppio gancio, se la allarga un po' troppo. E poi si procura anche un fallo di squadra. Fallo di squadra contro, quindi ci sarà pallina angolo basso destro. Nulla di fatto, troppo larga la pallina per poterla pensare di concludere in porta. Pallina nelle stecche bassanesi, giallo-rosse, anche se stasera la maglietta è verde acido con i risvolti neri. Ancora Valdagno che attacca 4 contro 3 per 2 minuti in superiorità, vediamo un po'. Perde palla però qui Centeno, un po' ingenuo. Candanedo riparte, recupera pallina Torner, la bomba di Torner, Pertegato a tuffo fuori, gli dice di no. Ancora Torner, aveva caricato bene qui il giocatore valdagnese Mattia Cocco. Ancora Torner, largo Cocco, Torner, impreciso l'ultimo passaggio, anche il controllo qui del Tonci, vediamo un po'. Mattia Cocco con il Tonci, scusate, Centeno, c'è la zampata del Pertega, a dire di no. Gioca bene un metro fuori qui il portiere bassanese. Resta lì la pallina, poi può ripartire Roclisa, deve rimediare proprio a Torner su Candanedo. Ancora il Tonci, 2 contro 1, vediamo un po'. Tonci De Oro prova, l'alza e schiaccia, non trova la porta. Ormai sta scadendo il momento di superiorità numerica per la formazione di casa. Una manciata di secondi, vediamo un po'. Formazioni sempre sullo 0-0 dopo i primi 8 minuti. Valdagno che ha mancato una punizione di prima e non sta riuscendo a concludere sulla superiorità numerica. Ancora Piroli, intanto rientra Pilati con il numero 4. Ancora Pilati, esce per Vittor Crespo, c'è spazio per lui, Pilati è lì da solo, attenzione, gran palla dentro di Crespo per Pilati al volo sulla pettorina di Sgaria, che era uscito quel mezzo metro che basta per chiudere lo specchio della porta all'attaccante bassanese. Grande occasione per la formazione del GAE, Gaetano Marozzin. Ancora Crespo, diciamo tifoserie che incitano a gran voce i propri beniamini. Noi abbiamo in tribuna anche Dario Jimenez a incitare i nostri qui. Tanto Davide Piroli per Pilati, anche lui fisico imponente.
è andato vicinissimo al gol il Bassano con il tiro di Candanedo sul tentativo poi di ribattuta di Pilati. Attenzione Piroli, esce il capitano Gaston Toncideoro, dentro il Brendo, Andrea Brendolin. Un gol per lui in casa nell'ultima partita del Valdagno. Vediamo un po', Andrea, qui il bomber. Attenzione intanto, Torner rischia di perdere pallina. Vediamo un po'. Time out chiamato proprio dal Bassano. Marozin che vuole vederci chiaro. C'è Crespo che fa segno che bisogna asciugare la pista. Tocca a Carlo Danza entrare in azione. Sono andati via i primi 9 minuti di questo primo tempo. 16-0-1 da giocare qui al Palalido. Formazioni sullo 0-0, una bella partita, ritmi non eccezionali, ma un hockey veloce, giocato bene da entrambe le formazioni. Finora occasioni da una parte e dall'altra, probabilmente la più ghiotta l'ha avuta il Bassano. Valdagno che ha fallito una punizione di prima con Toncideoro. Pilati, Crespo, Candanedo e Piroli con Pertegato in porta per il Bassano, lo stemma Bassano hockey 54. Valdagno che risponde con Torner, Brendolin, Centeno e Mattia Cocco. Bruno Sgaria a difendere la gabbia. Riparte Pilati, scambio proprio con Crespo che accelera, c'è pressione da parte di Torner, ci scontrano Candanedo e Piroli, scusate, Candanedo e Pilati. Il scontro tra giganti. Ancora il tentativo di Crespo. Pilati prova ad andare largo, deve andare retro porta. C'è Mattia Cocco su di lui a mordergli i gambali. Con la botta di Crespo che centra Cocco. Colpito qui Mattia. Pallinata. Ancora Torner che prova ad accentrarsi, accelera Torner, va via così. Pertegato a di no, Pilati libera per Piroli che accelera. Ancora il Piro largo, retroporta. Sempre Mattia Cocco a contrastare le azioni dell'ex compagno di squadra. Intanto Candanedo prova ad andare via. Riparte Cocco, 3 contro 2. Ci prova Cocco, la bomba! Mattia Cocco, eccolo là! E chiama Jimenez, Darione qui che esulta in tribuna con noi. La botta di Cocco, Valdagno avanti 1-0. Lasciato un po' 3 contro 2. La difesa del Bassano si è dovuta aprire per andare sui gli altri due attaccanti valdagnesi. Cocco ha avuto lo spiraglio, l'ha messa nel 7. 14-32 alla fine di questo primo tempo. Il gol di Mattia Cocco che torna al gol qui al Palalido. Torner che recupera pallina. Valdagno che sta accelerando. Ancora Cocco. Rick Torner. Andres Centeno 1 contro 1 su Crespo. Lo scambio con Brendolin. La botta di Brendolin gli dice ancora di no. Gli dice ancora di no Pertegato, attenzione qua, poi va giù ancora Brendolin che deve rialzarsi. Ancora Piroli, c'è l'errore nel controllo, Centeno in accelerazione. Valdagno che adesso è galvanizzato naturalmente dalla rete del vantaggio.
Brendolin dà l'impressione del gol, ma la palla è all'esterno della rete. Sarà palla 2. Time out ancora chiesto da Marozin, che scambia Candanedo, Cesar Candanedo per Rock Lisa. Tanto ricordiamo il risultato: Valdagno avanti 1-0, 13:42 da giocare alla fine di questo primo tempo. Secondo time out per Bassano, che ha una durata naturalmente di 30 secondi, è un time out tattico. Andremo al prossimo a vedere un po' di classifiche tra marcatori e classifica generali di questo campionato di A1. Diciamo i derby, specialmente questa Valdagno-Bassano, è una partita a sé e quindi non si possono azzardare pronostici. Intanto c'è stato un cambio alla telecamera, c'è Marco Zenna a riprendere con Roberto Bauci a bordo pista con la sua fida fotocamera. Valdagno che intanto riparte proprio con André Centeno. Scambia largo per Torner, vede il taglio dentro per Brendolin. Adesso è un po' più basso Bassano, ha guadagnato qualche metro Valdagno. Vediamo un po', cerca l'alza schiaccia, non lo trova Centeno. Vittor Crespo, attenzione, ancora Sgaria, palla sull'esterno della rete, ma si può giocare. Brendolin, va via lui, ne fa fuori 3, la mette lì, pecca, grande occasione ancora per Valdagno, per Centeno, appostato sull'altro palo, era fuori causa qui Davide Pertegato. Prova Crespo, Valdagno che può ripartire con Mattia Cocco, l'autore del gol, che finora decide la partita. Valdagno 1, Bassano 0, qui al Palalino l'errore, attenzione, il più veloce di tutti è Rock Lisa. Vediamo cosa sceglie di fare, lì da solo, aspetta supporto dei compagni, scarica proprio su Piroli, che finora sta giocando un'ottima partita. In accelerazione il Piro, prova ad andare, lo ferma Torner, scusate, lo ferma Centeno, che riparte poi per Torner. Cocco retroporta, cerca l'alza schiaccia Mattia Cocco, riparte proprio Piroli subito dall'altra parte, cerca di rimetterla lì, fasi un po' confuse qui, mette ordine il numero 29 valdagnese. Mattia Cocco fa girare il Brendo, fa segno andiamo, chiama lo schema André Centeno. C'è Marc Payeres al cancelletto, attenzione lì, stava pallina beffarda e lenta, ancora Piroli. Bassano dall'altra parte adesso, proprio sempre con Davide Piroli. Poi Pilati, Crespo, Piroli, si accentra ancora l'ex di turno qui. Rock Lisa incrocia il passo e accelera, la finta di Crespo, ancora Crespo, c'è Centeno su di lui, lo ferma ma in maniera irregolare. Time out adesso per la formazione di casa, lo chiama Juan Eduardo Oviedo. Vediamo intanto la classifica di questo campionato di A1 con il Lodi in testa 24 punti, poi la coppia Trissino-Scandiano con 16, il Forte con 15, Breganze e Valdagno a 14, Follonica, Viareggio e Bassano con 11, Monza 9, Sarzana 8, Montebello 7, Correggio 6. È un campionato ancora con una classifica piuttosto stretta, soprattutto lì al centro tra Bassano, Viareggio e Follonica con 11, Valdagno e Breganze 14, Forte 15. Lodi guarda tutti dall'alto dei suoi 24 punti.
Squadre che possono rientrare in campo. Se Davoli ha qualcosa da spiegare a Andrea Centeno. Edoardo Pilati proprio per Rock Lisa. Vediamo un po' ancora Rock Lisa, cerca la botta, trova Torner in opposizione. Mark Pajares, come dicevamo, in campo. Pajares per dietro ancora Brendolin, cerca un alza e schiaccia, ha cercato il numero, andava a infilarsi sul palo, ci ha dovuto mettere il gambale lì Pertegato. Sembrava anche in questa occasione portierone bassanese. Papà Attilio naturalmente in tribuna a seguire le gesta del suo piccolotto. Attenzione intanto Pajares che accelera, largo per Centeno, deve andare al tiro Valdagno, attenzione Pajares! Gran palla dentro di Andrés Centeno, Marc Pajares, il catalano non si fa pregare. Portiere a destra, pallina nel 7 a sinistra, Valdagno che raddoppia, 10-15 dopo 5 minuti. Il gol di Marc Pajares che si fa trovare pronto sulla palla invitante di Andrés Centeno. Valdagno che va sul 2-0. Bassano che riparte con Piroli, Rock Lisa, ruba palla ancora Torner, attenzione Brendolin, Brendolin che va giù, Brendolin va giù secco qui, agganciato. Deve mostrargli il cartellino prima di accomodarsi. Non protesta evidentemente Cesar Candanedo Leal. Quindi Brendolin contro l'amicone Pertegato. Vediamo un po' qui, è sfida fratricida. Diciamo Valdagno 9,59 da giocare, usufruisce di una punizione di prima. Tanto conciliavolo qui Davoli Brambilla. C'è un richiamo ufficiale intanto a Davide Pertegato. Vediamo un po'. È tutto pronto. Vediamo cosa sceglierà di fare Andrea Brendolin. Un'altra opportunità per Valdagno. Tutto pronto, c'è Brambilla stavolta, può partire Brendolin. Gliela para lì, attenzione il Pertegato. Ancora lui. Seconda parata possiamo dire per Super Davide. Attenzione intanto il Valdagno in superiorità numerica per la seconda volta. Non è riuscito a sfruttare la prima, vediamo questa. C'è Pajares con Torner, Brendolin, ancora Pajares. Retroporta Centeno. Centeno che gioca la sua tentativo di aggirare la difesa a 3 del Bassano. La botta ancora, doppio tentativo di, anzi tripla parata consecutiva di Pertegato. Poi Vitor Crespo va a spostare la pressione in avanti. Attenzione qui, serie di batti e ribatti. Torner la vede lì per Centeno, grande parata. Gran parata ancora di Davide Pertegato che si allunga col guantone a terra, dice di no Andrés Centeno. 8,49 da giocare.
Valdagno 2, Bassano 0. Questo derby numero 76 al Palalido. Ancora Rick Torner, prova ad accelerare, Inter capisce tutto, Crespo poi ruba palla, può ripartire Bassano in velocità, attenzione, lo ferma Brendolin, ancora Torner, centrale il tiro, sarà palla a 2. Palla che torna nelle stecche, attenzione, del Bassano, Piroli a gestirla, vediamo un po'. In accelerazione Centeno rischia qualcosa qui. Poi deve rientrare evidentemente Piroli, altrimenti si trovano in due lì a difendere. Valdagno che adesso fa il giro, ricomincia il giro a 4. Ancora Pertegato a intercettare, Pajares, Roclisa, va via Roclisa, attenzione, si ferma, prova a metterla lì per Cesar Candanedo, pallina alta, la gestisce Valdagno ancora, tanto è terminato anche il periodo di superiorità numerica, quindi per la seconda volta Valdagno non sfrutta il power play. Fallo di squadra e il sesto fallo fischiato al Valdagno. Attenzione, uno solo a Bassano. Candanedo accelera lui, finta il tiro, poi sta venendo fuori una pallina. C'è il fallo di squadra, vediamo un po', no, fallo semplice. Vediamo un po', c'è Candanedo per Crespo, largo Piroli, Roclisa dentro, si spintonano un po' lì, vediamo cosa succede tra Pajares e... ci sarà richiamo ufficiale per entrambi. Anzi, non alza il ditino Brambilla, va solo a spiegarglielo. Momento un po' concitato dell'incontro, 7-16 da giocare, Valdagno 2, Bassano 0. Valdagno è già carico di 6 falli, attenzione. Prova lì, era buona l'idea, lo schema Candanedo, la deviazione, Pajares che accelera. Attenzione, subisce, va giù Piroli, poi c'è brutta spinta di Candanedo su Brendolin, ma non aperta sul Brendo, no. Secondo fallo Bassano, 6-2 la situazione falli di squadra. Rientra intanto con il numero 7 Gaston Tonci De Oro. Ancora il Tonci con la pallina, noi ne approfittiamo per salutare mamma Emilia che ci segue da San Juan in Argentina. Poi c'è da salutare anche qualcun altro che ci segue in diretta da San Juan, che è Papà Oviedo, il Beto. Ricorre oggi 25 anni dal diploma del giovanottone che è in panchina qui, diploma di scuola superiore. Con un certo orgoglio pubblicate le foto del Beto. Attenzione intanto Piroli, prova lui, Rick Torner fa ripartire, eccolo qua, Davide Piroli. Ancora Crespo, Candanedo accelera, scarica la bordata lì,
molto pericolosa, però fa buona guardia Sgaria. Il Tonci in mezzo a due, porta di qua la pallina. Adesso c'è più pressione da parte del Bassano, che marca decisamente più alto. Vedete Crespo nella propria metà campo. Brendolin fa fuori Rock Lisa, però poi nell'alza e schiaccia si trova il muraglione nero lì, Davide Pertegato. Ancora Crespo, accelera, incrocia il passo Vittor Crespo, scarica ancora su Piroli, fa ripartire Candanedo da casa sua, accelera Candanedo, riprende Piroli, ancora Candanedo, cerca la botta Cesar, pallina che esce, vediamo un po' dove termina, è finita fuori campo. È un fuoricampo a basi scariche però, perché non frutta nulla la formazione di Gaetano Marozin. 4:52 ancora da giocare in questo primo tempo. Valdagno 2, Bassano 0. Vittor Crespo a recuperare pallina, deve andare al tiro Bassano. Stanno per scadere, scadono ora i 45 secondi. Rischia qualcosa davanti alla sua porta qui Pajares. Con il Tonci, Torner dall'altra parte, Tonci De Oro, c'è il rigore, ma no, fallo di squadra al limite, sembrava stesse indicando il punto di battuta Andrea Davoli. Terzo fallo. Vediamo un po', c'è Cocco con Torner sul punto di battuta. Sembrano i due Michelon visti così, però Pilati e Candanedo. Perlomeno mette chili e centimetri in difesa Marozin. Attenzione qui Candanedo da solo. Rispostona col gambale alto. Bruno Sgari a dire di no, sembrava un gol fatto. Però qui attenzione perché c'è Pilati dall'altra parte. C'è fallo di squadra, palla battuta in movimento. Quarto fallo, time out. Time out Valdagno. Ricapitoliamo, 2-0 Valdagno, 4-0-3 da giocare. 6 falli di squadra a carico della formazione di casa, 4 per i giallorossi. Andiamo anche a vedere la classifica dei marcatori. Non poteva che esserci il bomber del Lodi, Lucas Martinez in testa, 17 gol per lui, assieme a Fede Ambrosio per il Forte, sempre con 17. Poi a 13 ce n'è uno che quando parli di gol c'è sempre, Massimo Tataranni, il Tata, con 13. Con 12 gol Emanuel Garcia del Trissino. Il primo valdagnese alla settima posizione Dario Jimenez. 11 le reti per l'atleta argentino, in forza quest'anno all'Hockey Valdagno 1938. Valdagno che si appresta a ripartire, fa ripartire proprio Mattia Cocco. Ancora il Tonci, largo per Andres Centeno. Centeno che prova ad accentrarsi, scarica su Torner, poi non si riavvede del passaggio di ritorno. Centeno recupera comunque pallina, la riscarica sul compagno di squadra. Ora Torner, Mattia Cocco, vediamo un po'. Settimo fallo, vediamo. Chiamata fallo numero 7. Ottavo, attenzione. Ottavo fallo Valdagno, siamo a 3:30 alla fine del primo tempo. Ancora Crespo, si accentra Crespo, fa tutto con una mano, però a buon gioco il Tonci.
Mattia Cocco adesso a ripartire Valdagno, via centrali, attenzione, c'è il 2 contro 1, attenzione, Vittor Crespo, Andrés Centeno, sontuoso intervento difensivo, poi stoppa Crespo e fa ripartire i suoi. Brutto fallo qui secondo me di Candanedo, anzi Pilati, scusate, Edoardo Pilati, una spintarella di mestiere. Fa schiantare Cocco sulla balaustra. Tonci con Tonci De Oro, ancora lui, pallina dentro, palla che si alza lì, Candanedo a ripartire, ancora Davide Piroli, deve scaricare per Pilati, Candanedo, Piroli, e buoni movimento di palla del Bassano, vediamo lì Piroli, deve andare però al retroporta, c'è Mattia Cocco su di lui, Torner rischiando qualcosina lì davanti a Sgaria, ancora Tonci sulla balaustra, accelera De Oro, scarica proprio per Torner, ancora Centeno prova ad andare largo, scarica ancora Torner, dietro porta anche lui, vediamo un po', ancora Mattia Cocco che si accentra, carica una botta, terrificante qui Mattia Cocco, ma intercettata da Pertegato. Gioco fermo per intervento tecnico sull'estremo difensore bassanese Davide Pertegato, numero 28. Risultato fissato finora sul 2-0 per il Valdagno, ai gol di Cocco al 14:32 della fine ha fatto seguito quello di Pajares 10:15. Si può ripartire. Palla a 2, Tonci contro Piroli, palla in tribuna. La palla sarà bassanese, Candanedo che accelera, Crespo per Piroli, buono il minutaggio di Davidone Piroli nonostante non sia al 100% della forma. Attenzione qui, fallo di squadra numero 9 fischiato a Valdagno, si accende la luce rossa, Red Light District per formazione di Juan Eduardo Oviedo. Torner ruba palla, poi si presenta lì, prova Mattia Cocco, l'alza e schiaccia, non trova la porta, l'altro tentativo, vediamo un po', stoppa tutto ancora Bruno Sgaria, poi c'è Tonci De Oro, stava andando da solo lì, ultimo minuto, attenzione Pilati, ci mette una pezza Centeno, ognuno il suo, calma calma qui, ancora Piroli, palla dentro, esce il Tonci, accelera il piccoletto, il motorino, il Vespino truccato valdagnese, che poi deve riscaricare su Marc Pajares, vediamo un po' se fa in tempo Marc, pallina che arriva dalle parti di Pertegato, un po' troppo alta, sarà palla a 2, vediamo un po', no, Vittor Crespo fa ripartire il cronometro assieme a Davide Piroli.
Tiroli trova difesa schierata valdagnese, ancora Crespo, largo proprio per Candanedo, 18 secondi da giocare. Pilati si accentra, cerca di andare al tiro, trova il taglio per Candanedo, ancora Pilati, ultimi secondi, prova la deviazione al volo, Candanedo non va, finisce il primo tempo. Finisce questo primo tempo del derby Hockey Valdagno 1938, Stemma Bassano Hockey 54. Punteggio è fissato sul 2-0 a favore del Valdagno. I gol di Mattia Cocco e Marche Pagliares. È tutto per noi, restate in diretta dal Palalido di Valdagno.
Bene, ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, secondo tempo di questo derby. Hockey Valdagno 1938, Stema Bassano Hockey 54. Primo tempo chiuso da Valdagno in vantaggio 2-0. Vediamo questo secondo tempo. Valdagno che è carico però di 9 falli di squadra, quindi al prossimo dovrà subire la punizione di prima. Vediamo come ripartono le due formazioni. Crespo, Candanedo, Roclisa e Piroli. C'è subito un'opportunità per Tonci De Oro che però non riesce a girarsi. Dall'altra parte il Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali, Mattia Cocco, Rick Torner, Tonci De Oro e Andrés Centeno, quindi vuole velocità qui Juan Eduardo Oviedo. Dall'altra parte Marozin che sceglie di mettere chili e centimetri davanti con Cesar Candanedo. Tanto Cocco che prova ad andare retroporta in porta per la formazione bassanese, numero 28 Davide Pertegato, secondo me uno dei migliori in campo fino ad ora. Ancora Valdagno con Torner che deve scaricare, però dall'altra parte riprova il Tonci. Punta l'avversario, c'è Piroli a fare la guardia su di lui. Torner che cerca di girarsi. Attenzione, c'è l'errore di Candanedo. Poi Torner non riesce a concretizzare. Si era trovato a tu per tu con il portiere bassanese. Decimo fallo Valdagno, vediamo un po'. Si lamenta Davide Piroli, la sua spalla spero non è al 100%. Un po' se rimane in campo, si occupa lui, tra l'altro si prende anche questa responsabilità. Davide Piroli contro Bruno Sgaria. Si deve asciugare il terreno di gioco. Tutto pronto. Brambilla a gestire. (23-37) appena cominciato questo secondo tempo. Valdagno deve già subire il decimo fallo. Il bonus prevede questo falta de primera, punizione di prima. Tutto pronto. Piroli contro Sgaria. Può partire Piroli. La mette lì. Gli risponde da par suo Bruno Sgaria. Gran parata del portierone valdagnese. Valdagno che riparte con Torner di forza. Torner su Roclisa. Ancora Torner, fa tutto lui. Poi deve scaricare su Cocco, rischia qualcosa qui Mattia. Centeno cerca il tiro, la risposta subito Candanedo dall'altra parte. Cesar, numero 75. Roclisa, numero 9. Ancora Capitan Crespo a gestire. Piroli largo, si fanno sentire i tifosi bassanesi in curva sud. Il tentativo di Tonci De Oro contro Candanedo e Davide contro Golia qui. Ancora Piroli fa valere, prova l'alza e schiaccia. Ha dato più di qualche dispiacere a Valdagno con questo gesto atletico. Giocava ancora a Prato. Candanedo scarica su Roclisa che si allarga.
però è un po' sterile qui l'azione dello spagnolo. Ancora Piroli, c'è un mezzo blocco qui di Candanedo. Tonci d'Oro accelera, lo aspetta Piroli e lo ferma anche. Bravo qui Davide in difesa. Ancora Crespo, attenzione, prova retroporta, cerca lo scambio. Ancora Crespo, prova a metterla lì, 3 contro 1, vediamo un po'. Torner, incredibile, qui poteva andare al tiro Eric, ha visto arrivare il Tonci e ci prova. Adesso deve difendersi Valdagno dalla ripartenza bassanese. Bassano, dicevamo, stasera in modalità verde acido. Provato l'alza e schiaccia Candanedo, non va. Ancora Centeno per Cocco, Torner, Tonci d'Oro. Fa girare un po' pallina adesso la formazione di Juan Oviedo. Se ne sono andati i primi 4 minuti in questo secondo tempo. Valdagno che ha neutralizzato la punizione di prima, il 10° fallo di squadra. Gestisce comunque un esiguo vantaggio ancora, stanti i minuti sono da giocare. Tonci d'Oro prova a far valere la sua velocità, ma lo ferma lo spagnolo qui Lisa. Piroli che chiama proprio Roch Lisa, cerca di far girare Candanedo, vediamo un po' dalla parte opposta. Candanedo scarica su Crespo che riparte da casa sua. Ancora Candanedo largo, Piroli prova ad accentrarsi, mette dietro una pallina per Roch Lisa che carica una botta sull'esterno della rete. Sarà palla a 2, vediamo un po'. Esce Tonci d'Oro, ha subito probabilmente un colpo, rientra Andrea Brendolin, numero 3. Brendolin e Piroli lì, siparietto in campo. Candanedo la scarica proprio per Crespo, c'è Torner su di lui, la pressione di Torner. Scadono i 5 secondi. Valdagno che riconquista una pallina sulla 3/4 bassanese. 5 minuti e 10 secondi di questo secondo tempo. Valdagno sempre avanti 2-0. Manovra con Mattia Cocco. Ancora Brendolin. Lo scarico per linee centrali, Andres Centeno. Torner che accelera, Torner da solo lì, Pertegato a dirgli di no. Zampatona qui del Pertega. E quando giocava la Vendenne era il Pertescià. Adesso Torner ha qualcosa da dire a Brendolin che gli ha scaricato addosso una bordata. Roch Lisa per Piroli, capisce tutto Torner che poi va via, trova l'opposizione col corpo dell'uomo montagna qui, numero 75 Cesar Candanedo. Ancora Candanedo, prova ad andare via. Fallo di squadra. Angolo basso. C'è Mattia Cocco, si becca anche un richiamo ufficiale. Warning per il numero 29 del Valdagno, Mattia Cocco. E 11° fallo fischiato a Valdagno, 4 quelli fischiati a Bassano.
Intanto c'è l'altro derby che si consuma tra le tifoserie, tra sostegno alla propria squadra e qualche velato sfotò qui. Gioco che riprende, Bassano in azione, Roch Lisa, prova lui, Vittor Crespo, bordata di Crespo, Siluro a mezza altezza, ancora Brandolin che accelera dall'altra parte, ci prova lì, la mette bene, bella parata qui del Pertega. E Mattia Cocco qui di esperienza, ancora Brandolin, carica la botta il Brando! Il gol del numero 3, Andrea Brandolin. E Valdagno scappa via sul 3-0. Ci aveva provato già un paio di volte a mettere in difficoltà Davide Pertegato. Time out, non abbiamo visto chi ha chiesto perché ci sono le lampadine del time out spente, anzi forse non è nemmeno un time out, è una pulizia della pista. Vediamo un po'. Infatti non si può rimanere lì sulla balaustra, c'è un mezzo warning, chiede scusa Oviedo sul gol qui. Ancora Crespo, Valdagno che ovviamente adesso non possiamo dire che si può gestire 18 minuti di gioco, perché attenzione qui sulla bomba sulla bomba di Candanedo, stava rientrando in pista la palla, la pallina vulcanizzata, invece la vulcanizza Sgaria che non ci pensa un attimo e la caccia fuori campo. Fa strike anche sulle ha fatto strike, spacchiamo tutte cose. Bruno Sgaria qui centrato un po' di bottiglie lì sulla panchina valdagnese. Vediamo un po'. Gioco che può ripartire. Lisa per Crespo. Ancora Crespo, si gira e si volta, ne ha due su di lui, deve scaricare verso Roch Lisa che accelera. Anzi scusate, non è Roch Lisa, è il numero 7, ne è entrato Mattia Baggio. Dentro per, attenzione adesso Brandolin, si ferma e fa ripartire i suoi, non aggancia il contropiede, attenzione, esce Sgaria e poi c'è facile qui, attenzione, gol e di un mezzo errore, pasticciaccio difensivo, gol Bassano. No, secondo me il gol è di Roch Lisa che ha raccolto questa pallina, era finita oltre la riga blu. Facile l'alza e schiaccia con Bruno Sgaria praticamente fuori causa, quindi Bassano che accorcia le distanze. Attenzione, 17-22, un minuto dopo il gol di Brandolin. Valdagno 3, Bassano 1. Rick Tornera adesso. Brandolin, vediamo, il fallo è a Valdagno. Ancora Crespo e ancora Centeno a dirgli di no. Mattia Cocco prova a girarsi, Mattia cerca il numero, non lo trova.
Palla che esce, non trova lo specchio della porta, in caduta Cocco. Intanto vediamo le mosse di Gae Marozin. Candanedo, ancora Candanedo, cerca il numero, lì c'è il tocco, palla che resta nelle stecche bassanesi con Rock Lisa. Cocco su di lui, cerca l'alza e schiaccia Candanedo, sigilla il palo lì Bruno Sgaria. Attenzione Mattia Cocco, controllo col patino, secondo Davoli. Crespo, è un Bassano che ovviamente non molla, adesso fa rifiatare un po' i suoi con Mattia Baggio, il numero 7, ne è entrato. Tentativo proprio Rock Lisa, la mette lì per Baggio, attenzione, lasciato colpevolmente solo dalla difesa valdagnese. Adesso riparte con Centeno. Mattia Cocco con l'uso della sponda, balaustra laterale. Centeno si era trovato da solo davanti a Sgaria Mattia Baggio. Ancora Brendolin, buono il minutaggio per lui, c'è l'errore però del Brendo. Riparte Candanedo, la botta di Candanedo, la finta anzi, poi preferisce mantenere pallina retroporta. Sempre Baggio, si gira Candanedo, lo ferma Sgaria. Mattia Cocco a ripartire, ancora Cocco, Torner, aveva visto lì Centeno, non va, ancora Torner caparbiamente sulla palla, ancora Valdagno, c'è Brendolin, troppo facile qui, palla che arriva sulla stecca del Brendo, non riesce la deviazione. Mattia Cocco, pallina che rimane bassa, fa tutto con la stecca per Tegato. Vittor Crespo subito dall'altra parte, Crespo che si gira, c'è Sgaria sulla traiettoria. Partita che adesso sta salendo un po' anche di ritmo. Andres Centeno va a cercare Tonci De Oro, ne è appena entrato, retroporta, ancora il capitano, ci prova, c'è, attenzione, palla 2, time out Bassano. Marozin vuole vederci chiaro, situazione falli, ne ha 12 il Valdagno, 4 per il Bassano. Valdagno che è avanti per 3 reti a 1 in questo secondo tempo, mancano 13:59 alla fine. C'è Bigarella che dà supporto proprio a Bruno Sgaria. Marozin che va a dire qualcosa proprio a Baggio Piroli. Fischia Brambilla, luce verde che si spegne, è tempo di ritornare in pista per gli ultimi 14 minuti. Cancella la lavagna Juan Oviedo, ha spiegato lo schema ai suoi. Tonci De Oro sulla pallina, tra palle a 2, la riconquista Valdagno. Andres Centeno, buona la sua prova in difesa, ancora Torner, la finta di Torner per Mattia Cocco, con il Tonci, si è abbassato adesso un po' il baricentro bassanese. Torner
No, incredibile qui Cocco a porta vuota, prova l'alza e schiaccia, trova la traversa, incredibile. Grande occasione per Valdagno, ancora Centeno, Tonci De Oro, la botta di Tonci De Oro e ancora il palo a dire di no al Valdagno. Qua c'è il rito voodoo. Attenzione, un fallo di squadra fischiato al Bassano, è un evento. 12-5, quinto fallo bassanese. Riparte Valdagno che sta un po' accelerando adesso, deve fare attenzione a non scoprirsi dietro perché sia Pilati che Piroli sono parecchiotto veloci a ripartire. Mattia Cocco, ancora Cocco, prova a metterla giù lì, si distende, attenzione il Tonci, deve andare su proprio su Davide Piroli a fermarlo. Vitor Crespo, guarda Pilati, a retroporta Pilati, prova a girarsi, lo fermano Torner e Tonci De Oro. André Centeno adesso si è nuovamente rialzato il Bassano a pressare nella propria alto nella propria metà campo. Tonci De Oro che va giù, ma è tutto regolare. Attenzione, ancora Piroli che va a cercare fortuna, poi colpisce a terra. Tonci De Oro tenta di accentrarsi, il Tonci scarica ancora su Mattia Cocco. Mattia Cocco ha avuto un'importante occasione qualche minuto fa, ancora il Cocco, palla che si alza. 11-27 da giocare, Davide Piroli, Mattia Baggio alla deviazione, trova il gambale di Bruno Sgaria, ancora Tonci De Oro, vediamo un po' il Tonci, niente da fare, niente di fatto. Mattia Baggio proprio per Davide Piroli, ancora Piroli cerca l'alza e schiaccia, non lo trova, c'è ancora Cocco, ancora Valdagno che adesso cerca di andare un po' più a fondo nella circolazione di palla, la tiene, la muove un po' di più. André Centeno che può provare lì, non riesce a tirare, lo ferma Piroli in azione difensiva. Mattia Baggio fa fuori niente un po' di meno che Eric Torner. Bassano adesso che insiste con Pilati. Pilati qui la rischia un po'. Time out proprio Valdagno. Pallina che era finita un po' altina lì. Rivediamo il risultato qui a Valdagno. Valdagno avanti 3-1 sul Bassano in questo derby numero 76. Valdagno che è la seconda squadra con la miglior striscia di risultati positivi, anche se sono 5 pareggi e una vittoria. Ripetiamo l'incontro, il derby è il numero 76 tra queste due storiche formazioni dell'hockey nazionale. Super lavoro stasera per il Mola, per il meccanico del Valdagno. Al secolo dottor ingegner Carlo Danzo. Dicevamo c'è anche il derby delle tifoserie. È folta la rappresentanza per gli ospiti in curva sud.
È parecchio folta anche la Nord stasera, una Nord che non si vedeva così da un po'. Pallina nelle stecche bianco-azzurre, Mattia Cocco per Torner. Vediamo un po' come riparte l'incontro. Andiamo a vederci questi ultimi 10 minuti. Attenzione, c'è l'errore, può accelerare Bassano, proprio con Roch Lisa. È veloce l'azione dello spagnolo che però trova tutto chiuso, riscarica su Piroli che si assume un po' l'incarico di playmaker nella formazione di Gaetano Marazzin assieme a questo numero 37 Vittor Crespo. Ancora Piroli, prova lui, si gira, è velenosa l'azione dell'ex di turno. Ancora Piroli, riparte Valdagno, Tonci De Oro con Eric Torner, palla che resta lì, la ferma per Tagato. Ancora Crespo al centro, Piroli, che si lamenta sempre di quella sua spalla a sinistra lì, cuffia dei rotatori, qui poi va giù il Tonci, potenziale 3 contro 2. Palla alta, la deviazione di Vittor Crespo. Ancora Valdagno, 8:42 alla fine. Vediamo come la gestisce qui Mattia Cocco. Va a cercare in profondità il suo capitano Gaston De Oro, che poi scambia ancora con lui. Ci va ancora Cocco, va in mezzo a due. Alla meglio Mattia. Poi c'è uno scontro lì, cade Cocco. Si scontra con l'uomo montagna lì, Cesar Candanedo. Palla che rimane nelle stecche bassanesi con Crespo, prova lui, retroporta Vittor Crespo, scarica per Davide Piroli, buona la prova del valdagnese finora. Diciamo Marozzino chiama a fare il playmaker, attenzione qui va via Piroli. C'è ancora Piroli, insistita azione, Mattia Cocco a dire di no. Rientra Marc Payeres per il Valdagno, l'autore del secondo gol. Payeres la mette lì, provvidenziale intervento di Roch Lisa che poi riparte in contropiede dall'altra parte. Il guantone di Bruno Sgari a dire di no. Adesso partita che deve decollare, la deve fare Bassano. 7:20 da giocare, Valdagno avanti 3-1. Vediamo un po'. Ancora Candanedo, tiro secco lì ma fuori di uno palmo alla destra della porta difesa da Bruno Sgaria. Centeno, Andrés Centeno, ancora Tonci De Oro. Valdagno che adesso gioca con un po' più di calma al limite dei 45 secondi. Palla che il tentativo di Centeno troppo angolato per essere efficace, può chiudere bene per Tagato. Candanedo e Vittor Crespo. Ci prova Crespo, azione molto pericolosa qui del Bassano, non riesce la deviazione finale di Crespo, buona l'intesa tra i due spagnoli. Scusate, Valdagno che adesso non deve cadere nella trappola del
della frenesia, gioca con calma i suoi 45 secondi. Ora Piroli che riesce ad accentrarsi, poi triplicano lì, vediamo, palla per Andrés Centeno che se la porta un po' a spasso, può far ripartire Tonci De Oro che punta Candanedo, ancora Tonci De Oro, Mattia Cocco, ancora il Tonci, fa girare palla, adesso Valdagno. Naturalmente tutto nell'interesse della formazione di Oviedo, gestire i secondi. Ancora Centeno, impreciso il suo controllo, scarico per Marc Payeres che può accentrarsi, cerca di metterla lì, poi prova dall'altra parte proprio Centeno. Cominciano gli ultimi 5 minuti. Attenzione Candanedo, c'era qui impreciso il controllo dello spagnolo. Ancora Piroli, poi va giù, palla per Mattia Cocco che tiene palla, Payeres adesso deve giocarla un po' qui, gran pallina ancora, gran risposta di Pertegato. C'è Piroli dall'altra parte, si lamenta per un pattino, ma sinceramente qui ancora Payeres, gran risposta ancora di Pertegato. Payeres sembrava andasse a botta sicura, poi Crespo, attenzione, la risposta ancora di Valdagno, Tonci De Oro, Mattia Cocco, Andrés Centeno, la botta di Cocco, stavolta c'è il guantone, c'è il guantone di Davide Pertegato. Sta spingendo molto adesso la formazione del GAE, Gaetano Marozin che si gioca la carta Mattia Baggio là davanti. Si gioca il numero 7 Mattia Baggio, Guy Marozin, mentre fa rientrare Enrique Torner, Juan Oviedo. Centeno qui in accelerazione su Candanedo, Torner largo per Mattia Cocco che punta Baggio, ancora Torner, scarica sempre su Cocco, 3:20 da giocare, vediamo un po', prova ma non va Cocco stavolta. Crespo, attenzione, Crespo ancora per Roclisa, Candanedo, si accentra Candanedo, a gran voce sentiamo anche paratona qui, miracolo di Bruno Sgaria, ragazzi, mamma mia, sembrava fatta per Bassano, ci mette il casco Bruno Sgaria, l'istinto del Spider Boy. Ancora Payeres adesso su Centeno che ci prova subito, ancora largo per Mattia Cocco, 2:20 da giocare. Candanedo per Vittor Crespo, qui è lotta tra spagnoli, qui non bisogna abbassarsi troppo adesso, farsi schiacciare da Bassano. Ci prova Mattia Baggio, bravissimo qui, ancora
Ancora Mattia Baggio, Torner. Accelera Pajares, velocissimo Pajares, vediamo un po'. Tiene palla la formazione di Oviedo. Poi la mette lì Eric Torner. Candanedo si riabbassa sui pattini per Crespo, prova a caricare questa pallina, più veloce di tutti è Marc Pajares che incrocia proprio per Torner. Pajares che accelera, trova spazio qui, può caricare la botta, trova il casco di Pertegato. Time out Bassano, 1:07 da giocare. Bisogna finire in apnea qui. Diciamo 1:07 alla fine di questo derby. Valdagno che è avanti 3-1 è carico di ben 13 falli di squadra. La formazione di One Oviedo ne ha solo 5 Bassano. Tutto pronto, la pallina è valdagnese. Valdagno che può gestire il possesso per i suoi 45 secondi, vediamo un po'. Probabilmente sarà il pressing a tutto campo. C'è stato un pattino qui, attenzione. Vediamo un po'. Roclisa. Scarica largo proprio per Candanedo che prova una bordata. Roclisa. C'è Bruno Sgaria, Spider Boy in porta. Tiene palla Torner. Ultimi 40 secondi. Attenzione. Ci prova Baggio. Candanedo. La butta via proprio Bruno Sgaria. 30 secondi. Crespo che accelera, ci prova dalla distanza. Mattia Baggio che si gira. C'è Torner su Crespo. Ultimi secondi di gioco. Vediamo un po' la riconquista Pajares che parte da solo. Fa tutto Pajares, poi non trova il gol, ma Valdagno trova i 3 punti del derby. Partita importantissima qui, vittoria fondamentale per la formazione di One Oviedo che tiene distante Bassano. Se vinceva qui agganciava la formazione di casa. Vi ribadiamo il risultato a Valdagno. Ok Valdagno 1938 3. Bassano Stema, ok, Bassano 54-1. I gol nel primo tempo, Cocco a 14:32, Pajares a 10:15 alla fine. Nel secondo tempo Andrea Brendolin per il 3-0 ha accorciato le distanze. Roclisa fissando il risultato sul 3-1 finale. Migliore in campo per noi il portierone bassanese numero 28 Davide Pertegato. È tutto dal Palido di Valdagno con le riprese di Roberto Baucia, la regia di Marco Zen, la voce di Domenico Tomba. A presto in diretta dal Palido di Valdagno. Buonanotte a tutti.